Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, vieni che iniziamo da qua, dalla cucina. No, perdo il profumo qua. E vabbè. Vieni. No, se devi passare tu passa, non davanti alla telecamera. Dimmi quando devo passare. Ma mettiti qua. Ma non ti preoccupare, siamo in cucina. Aspetta, si gira il microfono, aspetta. Ah no, vedi sto microfono? Lei sei. Così deve stare. Ah, mi senti comunque? Va bene? Va bene. Ma sono spariti tutti! Siamo pronti che casca. Ok. Sto scattando. Dove siamo? Siamo all'Aranceto a Rossano, casa? Solares, ci siamo imbucati nelle cucine. Guarda, ci siamo imbucati proprio in questo momento. Cosa hai cucinato? Tante cose buone. Ma adesso che piatto è? Uno spaghetto alle vongole semplicissimo. Lui è il marito di Giorgia. Roberto. Hai un bambino? Sì. Che si chiama? Riccardo. E tua moglie dov'è? Eccola. La moglie? Giorgia, vieni qua, Giorgia, come stai? Bene, grazie. Bene, siamo in cucina. La padrona di casa, lei, la regina della cucina. Grazie per esservi imbucati. Dov'è l'attore? Puoi venire un attimo? Metti una bellezza questo ragazzo. Scusami, devi venire. Vieni qua, mettiti in me. Ti mettiamo in mezzo, come stai? Bene, molto bene, grazie. Stai lavorando? Noi sì, stiamo lavorando, abbiamo appena iniziato questa stagione estiva. Fa caldo, usciamo dalla cucina, andiamo a vedere. La baronessa inizia i calori adesso lei. C'è lui, vieni qua. E come ti chiami? Giovanni. Non mi toccare che hai toccato il pesce. Lo voglio toccare il pesce, non uno che ha toccato il pesce. Giovanni, di dove sei? Di Papanice, Ma perché si chiama Papanice? perché fu inventato da 7 famiglie greche. Ah, è un paese greco. Io mi chiamo Greco. E io Giovanni Molcari. Molto Piacere. lieto. Bellissimo Giovanni. No, sono brutto, grazie. Andiamo. Passiamo disturbato, chiedi caro, grazie. Ma dov'è la baronessa? Eccola, si è imbucata. Lei si è seduta in mezzo agli ospiti. Ma scusa, ho conosciuto delle persone, ma lasciami stare, lasciami tranquillo. Ma la baronessa mangia con loro? Con voi? Mi sono imbucata ci stiamo in provando. questo tavolo. Mi porti un bicchiere così, brindo Scusami. con i signori. Pure, no, certo, ma beve, non la fate bere, che chi la tiene? Un bicchierino ci vuole. Un bicchiere di vino alla baronessa, ma Grazie. falla bere che è E meglio. lavora meglio. Anche perché sta Dato che ci siete, ne bevo pure io. O no? sta nel tavolo giusto. Siete di Rossano? No, io sono di Mirto, lui Io sono originario di Longobucco, però vivo fuori. Tu hai l'area da intellettuale. Ah sì, Cosa fai no, nella non sono intellettuale, niente, lavoro poco. Cioè, cosa fai? Niente. Belli come Beato facciamo te. noi, è come noi. Tu sei di un Brindiamo paese a con me loro. molto caro, io ho dei parenti, Mirto, io ci andavo da piccolo in vacanza, però girati, girati nel senso... Brinda. Brindi tu, Brindiamo a questa- brinda, io non Alla brindo. nostra. Brindate, ok. Me lo date un bicchiere per favore? Vieni, ti do il mio, Claudio, tanto ormai fra di noi. Cin. Come stai? Bene, grazie. Noi ci conosciamo, Marito? Sta bene.
Va bene. Si vede. Ma la baronessa dove? Vieni qua, ma botta di più. Tu non acchiappare però, scusa. Vieni qua. Ma Ginevra, non è possibile che tu ti sieda tutti i tavoli. La baronessa mi ricorda il suo nome. Ginevra. Vabbè, è un nome altisonante. Il nome è già... È tutto un programma. È tutto un programma. E io sono qui, mi sono imbucata a questa festa perché sono alla ricerca di un... Contiene la Posso dire? Sì, certo, ma chiaro. Però io mi sono imbucata perché sono alla ricerca di un lancillotto. Sì. Sì, perché il Reattu c'è. Volevo... Purtroppo io ho la mia Ginevra. Che è meravigliosa e quindi... Tesoro, in che Madonna, c'è l'aria condizionata, mi si alza la gonna. Ci vediamo dopo. Come no, Claudio, grazie. Allora, il festeggiato è il marito, quindi noi cerchiamo il festeggiato. Ma signora, dov'è? si porti dal festeggiato. Dov'è? Adesso lo cerchiamo. Cerchiamo, Non andare in ansia, adesso lo cerca, non essere andiamo, ansioso. cammina. Tantissimi auguri. Grazie caro, Ma io non sono il festeggiato è il 18enne, io ne ho il 19. Festeggiato, Ma, quindi non penso che sia lui, non penso. Ma lei non è di qua però, Io sono di Rossano. però vive a Roma. Yes. Quindi ho voluto festeggiare il compleanno a Rossano. Con gli amici e i parenti, i È una migliori. signora un po' troppo affettuosa, le ha lasciato del rossino. Vabbè, Signore, troppe signore. Noi vi invitiamo con la baronessa, dovete sapere che verso il 20 luglio dobbiamo decidere, qualcuno è caduto dal tavolo, non lo so. Dove li invitiamo, Claudio? Li invitiamo perché faremo uno spettacolo che è già stato fatto 2 anni fa. 2 anni fa. Che si chiama? Il Mandarino d'Oro. Il Mandarino d'Oro. Il Mandarino d'Oro dove vengono premiate le eccellenze calabresi. Calabresi. I cinesi. No, calabresi. Perché E quindi qua, a casa Solari. sarà devoluto tutto all'Unicef e quindi ci sarà questa cena con spettacolo. Io l'ho fatto già, però quest'anno una novità. Presenteremo io e lei. C'è lei. Pensa che spettacolo. Chiudi. La più bella della festa, vediamo. Come ti chiami? Emanuela. Ma tu sei invitato. Manuele, devi alzati, alzare, scusa. che se no mi fai fare la coppa, Manuele. Mamma mia, ragazzi. Ma sei stupenda, Manuele. Ma è stupenda davvero. Di dove sei, Manuele? Rossano. Di Rossano. Lavori? Madonna. Cioè, ma quello ha fatto qualcosa il cantante? Penso di no ancora. No, già. Sei bellissima. Grazie. Come, bellissima. Ci puoi fare una sfilata, scusa, perché noi cerchiamo delle modelle. Sì. Claudio cerca delle modelle. Poi ti lascio. Spostati. Ma stai zitta! No, vai insieme. Ma la baronessa è forte. Bellissima. Sei bellissima. Fate stare zitta, questo è un arancio, ci tiro mo. Ho beccato il fratello di Emanuela. Bellissima Manuela, bellissimo anche tu. Luigi. Cosa fai nella vita, Luigi? Commercialista. Ah, ci serve un commercialista, è vero, baronessa? Come no, ci serve il Ce l'ha il microfono, ce l'ha. Soprattutto di questi periodi. La senti? Non fare, guarda, ti devo chiedere una cosa, lui non è Pasquale, è un nuovo cameraman, non fare primi piani. Fai pessimi piani, Vai primi. perché Vai. No, lontano. Allora. E dov'è la fidanzata? Eccola. Anna, vieni. Anna, devi venire Dai, qua, Anna. subito. Anna. Scusa, ti tocca. Anna, ecco la Perché fidanzata. stavo sudando, però. Anna, sei di Rossano. Sì, sono di Rossano. Complimenti alla coppia, complimenti alla vostra famiglia, avete bambini. Due, ne abbiamo 2. Ma
Anna, che bella che sei! Oh, Come ti chiami? Lucrezia, Lucrezia, di dov'è Lucrezia? di Rossano. Hai capito? Tutte rossanesi, queste Lei è donne rossanese. bellissime. Io sono mezza rossanese, mamma era rossanese. La signora si è messa, c'è un'imbucata la signora. Che studi? Faccio il primo liceo scientifico. È una bambina lei, che Anche carina. la signora si è imbucata. Cosa fa lei nella vita? Vagabond. Vagabonda, fa la mamma. Faccio la mamma a tempo pieno. Che bella che è lei, stupenda. Come ti chiami? Sempre Lucrezia. Ah, sempre Lucrezia. Lei sempre in mezzo. Che lo devi intervistare io. Io lo Come ti chiami? Giuseppe? Giuseppe non è calabrese, dove sei? No, vicino Roma. Vicino Roma, e tu fai un lavoro particolare. Sì, particolare. Da poco, diciamo da gennaio, abbiamo aperto con la nostra famiglia una scuola di cucina. Quindi sei un cuoco? No, non sono un cuoco, noi gestiamo i cuochi che fanno dei corsi la sera per amatoriali e poi a settembre partiremo con i professionisti. E dove? Dove? E dove? È vicino a Roma, a Monterosi. Ah, Monterosi. Si trova sulla Calzia. Fai quella storicella tua, Monterosi. Guarda, sei molto carino, però tu devi fare moda. Certo, magari. Ormai se lo dice Claudio Greco, Scusami, tu il puoi look fare moda. suo, inquadra il suo look. Purtroppo è l'età che avanza. No, ma stai benissimo. Quale età che avanza? Avanza tu, vediamo come fa moda. No. Vedi, fratelli? Più su! Un applauso! Più su! E dove arriviamo? Più su, dove? Vieni qua. Sì, fino a sposare il blu, fino a sentire che ormai sei parte di me. Più su! Più su! Più su! Come la cena com'è? Buona. Buona. Ma è la prima volta che lei viene a casa Solari? Sì, la Sì. prima volta, sì. Perché lei mangia molto bene a casa, secondo me. Sì. Lei, sua moglie, cucina da Dio. Sì, sa cucinare. L'avevo capito. Per Ecco, questo non a andate ai parte i ristoranti. capelli bianchi cucinando. Mamma. Addirittura. Qual è il piatto forte di sua moglie? Sono tutti piatti. Carne è quello che cucina lei. È signora di sostanza, si vede. Anche lei è di sostanza. Sì. C'è una bella valigia, c'è. Ma dov'è la baronessa? Dov'è la baronessa? Quella fa salotto, eccola là, guarda dov'è. Ma tu continui a fare salotti invece di lavorare. Dio mio, mi è scoperto. Ma scusami, Ma non avevo No, la baronessa deve lavorare. Lo so che vuole. Devi venire a lavorare. Lascia questo. Le baronesse non lavorano. No, le baronesse oggi devono lavorare perché i nobili sono caduti in basso. Non sono più di moda i nobili. Non so che nobili conosce Anche- lui, guarda, non so che dire. Tu lo sai che nobiltà ho conosciuto io, Aspetta, la più alta. Lui è stato principessa. Ma vi state facendo una foto? Sì, stiamo facendo una foto. Perché lei si stringe? No, perché sono un pochettino troppo aperta. Grazie. Molto La ringrazio. sexy. La ringrazio. Voi siete di Rossano? Sì, Rossano Paese. Stiamo andando da Stefano Mascaro. Io sono un'incognita a casa mia, che sapete voi che sono qua?
Me l'hanno detto, no? Erano sbagliati. Ci siamo imbucati. Ma fammelo baciare. Vabbè, ma io sono... Lei subito bacia a tutti, Francesco Piro. Vabbè, insomma... Hai un fascino unico. No, sono così come sono, però vabbè, i complimenti servono a vivere meglio, quindi grazie della... Ma adesso sei nonno? Questo non lo dirà nessuno. No, è vero, è una cosa in più, che non contento per mia figlia, anche per me, ma insomma per il momento è così piccolo, non so. E la politica? La politica è quella, è un problema. Perché è un problema? Anzi, più di un problema, è perché il momento è difficile capire chi siamo, dove andiamo, che vogliamo, che faremo. L'importante è contribuire, ognuno fa la sua parte, l'importante è crescere, io sono per la crescita in generale, la cosa non è bella se ci sei tu. No, sì, però è importante dare un contributo. L'amore mio, l'attore, ancora qua, l'attore, vieni qua. Che bello, scusa, fammi un primo piano a lui. Fammi un primo piano. Come stai, Giuseppe? Bene, abbastanza stanco. Sei stanco, eh? Però è una bella serata. E come no, sì. Complimenti a voi. Cosa sta mangiando? Un cheesecake alla fragola. Come si chiama? Luigi. Ho trovato un mio amico storico, come stai? Bene, grazie. E come vi conoscete? Era mio cliente lui quando avevi i negozi. Tu facevi cosa? Quando... Senti. Ma questa è una è pazza! Come stai? Bene, benissimo, grazie. Indovina cosa fa lui? Diglielo per favore, tu sei la concorrenza. Liquirizia. Ecco. Pio. Ciao. Ecco. Però, ciao. No, spiega un po'. Parliamo. Tu fornisci le radici. Non è che la produci tu la liquirizia. Le radici sono importanti, scusami, parte tutto dalla radice. E quindi tu fornisci la materia prima. La materia prima è semi-lavorata. E poi facciamo prodotti di alta qualità. Ma non di altre cose. Sì, una decina di prodotti di altissima insomma siete qualità. concorrenti di quelli famosi in tutto il mondo. No, siamo più che altro partner. Allora sì, mi piace. Signore, devo chiedere, vi piace questo? No, aspetta, mi metto qua, vi faccio vedere. Cameraman, riprendi. Non è Pasquale stasera il cameraman, il nostro cameraman, insomma. Ma sbrigati! Si chiama Pasquale, io mi faccio fare tutte le inquadrature. Non fare i primi piani perché vengo malissimo. Insomma, mi piace questo. Un altro grande imprenditore di questa terra rossanese, coriglianese. Come stai? Tutto bene, grazie. Spieghi un po' cosa fai tu. Noi facciamo un prodotto a base di succo di clementine. Noi utilizziamo solo ed esclusivamente le clementine della piana di Sibari. Ma è vero che 3 clementine al giorno coprono il fabbisogno di vitamina C quotidiano? È arrivata la dottoressa. Perché io ho partecipato. La dottoressa Tirone è arrivata. Perché io ho partecipato a un congresso. Come no? Lei? Questo, più delle arance. Vero, e le clementine della piana di Sibari in particolare. Contengono più vitamina C delle arance. È vero. E gli acchissini, guarda. È proprio una spertona. Siamo tornati. Claudio, ti posso dire una cosa? E lei si siede. Aspetta. No, non dico niente, solo che la signora l'ho incontrata prima nella toilette
Eravamo nella toilette, stavamo guardando allo specchio. E la signora mi ha confessato una cosa. La signora di ballo. è una campionessa di rock and roll. No. Acrobatico. Facciamo un rock and Come avevo roll. indovinato. Che è capace? Io? Lui è un ex ballerino fantastico. La possiamo fare una rock and No, roll? assolutamente. C'ho il ginocchio gonfio, guarda. Ah no, col ginocchio gonfio no. Tu che dispiace. c'hai gonfio? Il rock and roll. Buona serata. Come va? Benissimo, sì. Io occupo tutto bene. Lei balla il rock and roll? Io ballo di tutto. Brava. Lei è una cantante? Sì, direi proprio di sì. Ah, è una cantante. E adesso cosa canterà? E adesso vediamo, ci inventiamo una canzone. Ma io sono con te ogni giorno, perché di te ho bisogno, non voglio di più acquistare, mi fai bere, con un colpo mi trattieni il bicchiere. Quante fotografie hai fatto? Non lo so. Come non lo so? Non le conto. Ma più di 100, più di 100. Penso più di 200. La biondina carina, di dove sei? Rossano. E che tu cosa Le fai? ragazze a Rossano, ma guarda che occhi! Io farei la professione di avvocato. Sei un avvocato? Quasi, abilitata, mi manca un esame orale. Ma non sei un po' troppo scollata? Ma è carina, la sta sera. Ma il tuo carina. fidanzato? No, nessun fidanzato. Brava, è ecco, single, per questo come sei me. Bellissima, Grazie, veramente. grazie, grazie. Di solito io non lo dico che sono invidiosa, Siete una coppia? Sì. Ah, Per tu scelta sua però. per scelta sì. Tu quanti anni c'hai? 22 a luglio. Tu? 18. Sono piccolissimi, sono tenerissimi. E da quanto tempo siete fidanzati? Un anno. È tantissimo per la vostra età. Per la vostra età, Siete beh. sempre Daniele, San Daniele, Io vengo da gli Ma lei uomini che hanno festeggiate questo pazienza. anno? Lunedì. Lunedì, e cosa le hai regalato? No, Cosa è le un regali? posto di... Una sorpresa? Vieni qua. Mi ha detto il regalo, ma io non lo posso dire, ho promesso e giurato, ma ti pare, non rivelerei mai il tuo segreto. Ah. Una cosa bellissima. Ma tu gliel'hai fatto il regalo? Questione di fili. Ma dai Claudio, ma cosa fai? Anche tu? Dobbiamo chiudere la Ma tu, puntata. veramente? Chiudiamo la puntata. Chiudiamo con Ma loro. io la voglio chiudere là su quei divanetti, mi piacciono moltissimo. Ma fino a mo' sei stata seduta in piedi. Andiamo. Su quei divanetti. Dobbiamo chiudere, abbiamo un trio, no? Abbiamo una coppia. Irene. Francesco. Tu sei l'amica della coppia. Io sì, sono il terzo incomodo, Federica. Dicasi anche Candela. Noi dobbiamo chiudere la trasmissione, quindi la chiudiamo insieme a voi. Siete bellissimi, complimenti, elegantissimi. E noi quando ci vediamo, Noi baronessa? quando ci vediamo venerdì, sempre venerdì Beh. sul TEN. Non fare cazzi di primi piani. Ci vediamo venerdì su TEN alle 16. Alle 16, bravo. Mercoledì alle 23:30. 23:30. Ciao. Au revoir, Ciao, dall'imbucato. ciao. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.